Siamo a Longarone, in provincia di Belluno, padiglioni fieristici di Agrimont, dove questa mattina c'è la presentazione, c'è un convegno, un importante convegno dedicato alle politiche forestali dell'Unione Europea, nazionali e venete. Il tema delle foreste è un tema molto importante, non solo perché le foreste possono essere una fonte di reddito, una fonte economica importante per le popolazioni che vivono in montagna, ma non solo per loro, per tutta la filiera, ma sono anche un ambiente ecosistemico, quindi fanno parte di quel mondo della biodiversità che è importante che possa essere mantenuto, sviluppato, ma soprattutto gestito. Quali sono i punti di forza e di debolezza del settore forestale veneto? I punti di forza sono che partiamo da un settore che è storico e consolidato, da una tradizione selvicolturale, da una tradizione di buon uso della nostra foresta, da una foresta che fondamentalmente è ben pianificata, ben conosciuta, quindi anche nei parametri statistici. Partiamo dalla forza di una nostra industria artigianato che trasforma enormi quantitativi di legno e poi esporta prodotti finiti in tutto il mondo. La debolezza è che purtroppo questa foresta invece l'abbiamo un po' imbalsamata, l'abbiamo lasciata lì negli ultimi decenni, non è più al centro delle nostre attenzioni, non si può più parlare di una vera politica forestale a livello locale o a livello nazionale. Punto di debolezza è il fatto che oggi, se io devo parlare di foreste, non ho più un interlocutore chiaro all'interno dell'apparato regionale, perché le competenze sui temi forestali sono state diluite all'interno di diverse aree. Punto di debolezza è il fatto che non abbiamo aggregazioni tra i proprietari. Punto di debolezza enorme è che non abbiamo più grandi segherie, non abbiamo reti di teleriscaldamento, quindi non riusciamo a chiudere in modo vantaggioso anche dal punto di vista economico le filiere che pure potremo attivare nel nostro territorio. E fatto questo quadro, quali sono le opportunità e le prospettive per il settore? Le opportunità sono molto grandi perché c'è un grande fermento, un fermento che tastiamo proprio anche in eventi come quello di oggi, c'è grande attenzione, ci sono imprese che vogliono investire nel settore artigianale, nel settore industriale, c'è una crescente attenzione sulla funzione non solo produttiva della foresta, quindi tutti gli altri, la valorizzazione dei servizi, delle funzioni che non hanno direttamente una remunerazione del mercato. Quindi questo è un grande momento per la nostra foresta e fra l'altro accompagna una volontà forte nelle politiche di più alto livello, quelle europee, che dicono che invece la foresta è una parte intima, profonda del dinamismo del nostro continente. Quindi se sapremo cogliere il vento che viene così da lontano e oggi viene soprattutto da Bruxelles, abbiamo tutte le potenzialità per far tornare la foresta al centro della nostra economia. Come si sta approcciando la Regione Veneto in tema di foreste? Sicuramente le foreste sono un aspetto importante, in particolare per la provincia di Belluno. Per poterla valorizzare pienamente bisogna intervenire con interventi infrastrutturali ed altre tipologie di interventi. Gli infrastrutturali sostanzialmente si legano a interventi di tipo realizzazione di nuova viabilità in modo tale da aumentare le superfici utilizzabili per quanto riguarda la produzione di risorsa legnosa, interventi a supporto delle ditte boschive che lavorano nel territorio in modo tale da consentire un continuo adeguamento dei loro macchinari e un potenziamento dei macchinari che consentano di aumentare la superficie utilizzabile da un lato. Dall'altro vi è la necessità di impattare sugli elementi che possono essere di debolezza, quali sono la frammentazione e l'abbandono della risorsa del territorio tramite nuovi strumenti di gestione che sono già stati individuati sia a livello nazionale sia a livello regionale tramite la legge sull'autonomia della provincia di Belluno, che consentono la gestione, cioè il subentro da parte di consorzi nella gestione di territori abbandonati tramite interventi di progetti di pubblica utilità con durata ventennale. In questo momento la situazione delle foreste italiane è paradossale.
stiamo sfiorando i 12 milioni di ettari, quindi vuol dire un terzo della superficie nazionale coperta da bosco, e questa dovrebbe essere una lettura che dice che la foresta è in buona salute e che quindi esplica tutte quelle che sono le sue funzioni. Diversamente andrebbe spiegato che l'aumento esponenziale che abbiamo avuto dal punto di vista degli ettari occupati, ma la non gestione che frequentemente in Italia accade di questo bosco, il non taglio, la non coltivazione di quel bosco non produce gli effetti che invece dovrebbe produrre dal punto di vista, io credo, di assolvimento dei crediti di carbonio, ma soprattutto dal punto di vista anche produttivo, dal punto di vista dell'energia che il nostro paese ha necessità di avere, dal punto di vista anche di quella che è l'occupazione che potrebbe sviluppare. Quanto sono importanti le foreste nel dibattito oggi nell'ambito delle politiche europee? Moltissimo, sempre di più, perché recentemente è stata approvata la strategia forestale europea nel 2013 dalla quale proprio si capisce quanto le foreste stiano riconquistando l'attenzione dell'opinione pubblica, dei governi, e che potranno svolgere un ruolo fondamentale come sostegno allo sviluppo, alla crescita europea, sia come valorizzazione delle materie prime, quindi del legno in particolare, del cippato, della cellulosa, ma anche forse sempre di più per le loro funzioni di aree dove si possono per esempio trascorrere dei periodi o dei momenti di benessere e tranquillità, aree dove c'è un'importante funzione di protezione dal dissesto idrogeologico, aree di protezione delle risorse idriche, quindi tutti quei servizi ecosistemici, vengono detti in termini tecnici, che fanno sì che le foreste, le aree forestali siano sempre più importanti nel contesto di quella che è la strategia Europa 2020, anche per una crescita inclusiva, intelligente e sostenibile. E quando si parla di innovazione, un termine sempre più importante, l'innovazione per le foreste cosa significa? Su questa è una domanda molto interessante, perché non c'è naturalmente un solo tipo di innovazione, anzi vediamo che proprio a livello europeo si stanno delineando due percorsi paralleli, complementari tra loro, l'innovazione tecnologica, che è orientata al sostegno alle politiche economiche di bioeconomia con i grandi impianti industriali per l'utilizzo efficiente della risorsa prima legno, e dall'altra parte, proprio in maniera complementare, invece l'innovazione sociale, quindi nuovi usi delle foreste e anche un modo diverso di interazione tra gli attori che partecipano a questa gestione, a questo uso delle foreste, attraverso le reti, attraverso il coordinamento, la collaborazione, la crescita della fiducia, e anche l'uso delle foreste come ambito in cui poter fare inclusione sociale.